Parliamo ora delle prossime europee, lei è un componente della Lega, ecco come vede questo appuntamento in un momento in cui la Lega è stata commissariata da Duragon, con Duragon alla Sicilia. Ecco cosa sta succedendo all'interno della Lega? Non sta succedendo assolutamente nulla. All'interno della Lega bisogna costruire una lista competitiva, fare una grande scommessa, capire quali sono i bisogni dei cittadini. Io non parlo mai di interessi del partito, parlo degli interessi dei cittadini e io penso che le posizioni che noi abbiamo assunto in difesa dell'agricoltura e degli agricoltori e contro i cibi sintetici e alcuni meccanismi che tagliano fuori il mondo agricolo siciliano dalla grande prospettiva di crescita, dalla valorizzazione dei prodotti, è soltanto il nostro dovere. Quindi voglio dire, se lei pensa che all'interno della Lega succeda qualcosa perché cambia un commissario, non è così. Noi siamo una squadra che mira a far valere le proprie idee in Europa. Sa qual è la verità? Quello che si decide in Europa arriva dopo 10 anni, ma quando arriva non si può cambiare più. Noi vogliamo andare lì per cambiare l'Europa. Lei scenderà in campo, Assessore? Se il partito me lo chiede, sì, sono pronto a fare la mia parte, anzi diciamo così, scendo in campo.